Ciao a tutti cari amici di Alte Montagne e ben ritrovati nel canale con un nuovo video da vivere assieme. Nuovo video, nuova escursione, oggi mi fa compagnia Enrico. Ci troviamo a Frassenea Gordino e assieme andremo attraverso il sentiero 771 del CAI fino al rifugio Scarpa. Chiuderemo l'anello attraverso il sentiero 772 passando per Col Luna. Bene, ha cominciato a nevicare e ci c'è un piccolo strato di neve durante il nostro percorso, ma non darà fastidio assolutamente. Buona visione e mi raccomando, iscrivetevi al canale.
Areo. Eccoci qui cari amici, dopo circa 2 ore dalla nostra partenza da Frassenè, prese molto comode, attraverso il sentiero 771 siamo arrivati a Rifugio Scarpa, con circa 640 metri di dislivello. Il rifugio al momento è chiuso ma riaprirà l'8 dicembre per la festa dell'Immacolata. Ecco qui cari amici un piccolo panorama a 180 gradi di tutte le vette che abbiamo a disposizione. Bene cari amici, dopo una piccola sosta pranzo qui a Rifugio Scarpa riprendiamo il nostro giro ad anello attraverso il sentiero 773 che passa per Malgaluna, Colluna fino a tornare a Frassenea Gordino. Che è un luogo di... Bene cari amici, abbiamo già raggiunto Malgaluna dopo un'ora da Rifugio Scarpa in discesa attraverso il sentiero 772. Ok, lasciata Malgaluna e procediamo per il sentiero e in circa un'altra oretta dovremmo giungere a Frassenè. Dopo circa 4 ore e 9 km e mezzo di percorso, 700 metri di dislivello, stiamo per concludere il nostro giro ad anello.
cominciamo ad intravedere le case di Frassenè e siamo vicini al parcheggio dove abbiamo lasciato la macchina. Bene, è un giro semplice, non impegnativo, che possono fare tutti, anche le famiglie. Non ci sono né pericoli né particolari osservanze, ecco, soltanto bisogna nel periodo invernale come questo stare attenti ad eventuali lastroni presenti sul sentiero. Bene, vi saluto e ci vediamo al prossimo video, iscrivetevi al canale. Ciao! Ciao a tutti.